Buonasera, ben ritrovati. Era da un po' che mi mancava, da quando ha lasciato Roma, l'avevo un po' trascurato, lo ritrovo oggi. Solo sindaco. Solo sindaco? Ma gliene dicono su di tutti i colori? Glielo dico prima? No, perché? Glielo dico dopo. Vabbè. Cominciamo con le cose simpatiche. C'è questa bella foto di lei, non so a quando risale. Non tantissimo tempo fa. Non è stato Senta, possibile ieri c'era qui il senatore Paolo Franco, che lei penso conoscerà, che ha detto che alle prossime amministrative la Lega correrà da sola. Davide non ci crede, Renato scrive: se la Lega alle prossime elezioni correrà da sola sarebbe meglio, anche se prenderemo poco, quindi è un leghista, perché fare un'alleanza e poi ti tradiscono, come ha fatto il PDL facendo e appoggiare questo governo, tecnico salva l'Italia, che sta andando in questo perché, attenzione, c'è un'agenzia appena uscita, eccola qua, UDC ed elezioni, sia il dialogo con il PDL, ma non siamo gli spauracchi antitosi. Apertura dei vertici del PDL, sono amministrative di Verona. Andate da soli dappertutto? Io la vedo come l'ha indicata anche Maroni recentemente. Andate da soli dappertutto? Questo è l'indirizzo. Io a casa mia questa roba qua l'ho già attuata, ci siamo presentati come Lega a Castelfranco, abbiamo vinto da soli. E io l'ho detto anche in un direttivo provinciale della Lega poco tempo fa, sono stanco di vedere sacrificato il nostro movimento in alleanze spurie per tenere distante la sinistra dal governo delle città. Meglio perdere da soli che vincere in compagnia? Molto spesso sì. Molto spesso, o sì o no? O sì o no, non è proprio così semplicissimo dipanare un problema di questo tipo, però sembra che siamo orientati finalmente in questa direzione e qua se PDL appoggia questo governo, come abbiamo detto noi, che è innaturale perché va contro a tutto quello che era il programma per il quale siamo stati eletti per governare. Sempre Franco, reintroducono l'ICI, svuotano le galere e via via. Ipotizzava ieri che il PDL possa spaccarsi, o fosse no, e comunque supportare un candidato leghista nel 2013. Giovanni Bernardelli mi dice, si usa dire, ride ben chi ride ultimo, perché a me l'ipotesi sinceramente faceva un po', quindi mi ha fatto un po' sorridere. Io non credo che il PDL possa sostenere un Maroni Presidente del Consiglio. Emanuela Barbiero, ride bene chi ride per ultimo, anche lei, non so in che senso. Giuseppe Peruc, risata finale. Insomma, le sembra credibile questa ipotesi fatta da Paolo Franco? Per me sì, ed è anche fattibilissima e l'ho sponsorizzata, come ho detto prima, in un direttivo provinciale, perché sono stanco di vedere sacrificato il nostro movimento, la Lega, in alleanze con Forza Italia solo per tenere distanti la sinistra dal governo di certe città. Che governino, cioè se i cittadini decidono di farsi governare da uno di Rifondazione o del PD o dei Verdi, facciano pure, dopo, se sbagliano dopo 5 anni li possono cambiare, non c'è nulla di drammatico. Noi molto spesso ci siamo sacrificati per tenere distante la sinistra. Votino. Il candidato chi potrebbe essere? Maroni? Presidenza del Consiglio. Ha i numeri, solo che è difficile sacrificarsi. Ti faccio questo esempio, cioè questo governo è caduto anche perché tra gli ultimi 47 ex Forza Italia che hanno tradito Berlusconi, 40 sono del Meridione, eletti in collegi meridionali, e si sono tirati via la maggioranza anche perché dal 1° gennaio di quest'anno partivano le spese standard, voleva dire copiare Emilia, Veneto, Lombardia, cominciare a tagliare. Non conveniva loro. Non conveniva, l'hanno messo sotto. Allora, scusa, il mio sorriso, chiedo scusa, se al posto di Berlusconi va là Maroni, non ha la maggioranza questa gente questo qua. Posso dire, quello che dicevo io a Franco quando fa l'ipotesi che il PDL possa seguire la Lega Nord su un candidato leghista per Palazzo Chigi, è che mi sembra poco credibile che l'elettorato del Sud segua e vada a votare una coalizione con Maroni, dico Maroni, Calderoli, Bossi, Dussin, chi vuole Presidente del Consiglio. È la stessa e su difficoltà questo, ci sarebbe col PD. Bene, il PD. Cioè, gli altri sono tutti partiti, intendiamoci sempre, tra virgolette, italiani, nel senso che hanno bisogno di prendere voti nell'elettorato del ma Sud. Se lei partecipa a una competizione italiana e vuole andare al governo, abbiamo pensa provato di vincere facendo il 90% al nord. Cioè però abbiamo provato, nella logica della riduzione del danno, ad allearci in un programma assieme a Berlusconi. Lui l'ha anche rispettato, abbiamo cambiato la Costituzione una volta, perso con un referendum.
adesso partiva la spesa standard e lo tradiscono i suoi, se ci alleiamo col PD ha le stesse difficoltà perché proporre grandi cambiamenti giù vuol dire perdere voti, a questo punto qua Maroni e l'altro ha detto meglio la Lega che si candida a fare il sindacato territoriale, porta avanti i suoi programmi, fa le sue lotte politiche, ma meglio da soli, perché anche Accetta stia la lei satira? dopo non arrivi mai a toccare.